tutti. Continuiamo la campagna elettorale come stiamo facendo negli ultimi giorni. Stiamo girando anche col sistema porta a porta tra le case della nostra comunità, della nostra gente, e una forte preoccupazione, una delle tante preoccupazioni che attanagliano il sindaco è che trovo tanta gente che ancora purtroppo non riesce a comprendere come si vota. Per cui io, prima di dare la parola a una delle mie candidate, volevo veramente fare un appello accorato a tutti, soprattutto ai miei candidati, ai miei simpatizzanti, ma a tutto il popolo di Mazzarino. Ricordatevi che questa volta avrete due schede, una rosa con cui esprimerete il voto alle europee, l'altra che è di un celestino che domani lo sapremo con certezza, perché arriveranno, diciamo, le schede dalla prefettura e spero di averne una e ve la esibisco materialmente, ma comunque è come quella di cui già avete il possesso dei volantini, per cui dovete veramente perdere tempo con la gente, perché sono fortemente preoccupato che ci saranno molte schede nulle. Va messa una X, ripeto, un minuto sul candidato a sindaco, va messo una X, un per, come lo volete chiamare, sulla lista su cui vi volete esprimere, e bisogna scrivere uno o i due candidati che volete portare in consiglio comunale, che potete esprimere sia un nominativo per il consiglio comunale di sesso maschile sia uno di sesso femminile. Però è importante, una femminile messi dice ma io dico una nipote di un partito, nata da un altro partito. No, purtroppo no. Se volete esprimere un candidato di sesso femminile e uno di maschile, devono essere della stessa lista. Vi faccio un esempio: io ho avuto l'onore di avere il più alto numero di donne candidate, 30, grazie, 30 candidati, per cui è importante che si mettano i due candidati che volete proporre per il consiglio comunale della stessa lista, diversamente il voto non andrà né all'uno né all'altro. Chiaro? Spero di essere stato chiaro. Poi, continuando la campagna elettorale, sapete tutti, e stamattina ho ricevuto tante telefonate, questo è motivo d'orgoglio per il sindaco uscente, perché sapete, quando un sindaco amministra in un momento così grave, con pochissime risorse, io sono, tra virgolette, nell'arena solo contro 5 candidati, ma mi dicono gli amici che me la sono cavata abbastanza bene ieri nel confronto del teatro comunale, dove ringrazio tutti, che anche se c'è stato un pochettino di pepe siamo andati abbastanza bene. Ringrazio sia i candidati sia diciamo, gli spettatori e spettatrici che erano presenti, sia anche chi ha organizzato, Paolo Bognanni e Concetta Santagati, a cui va un meritato applauso secondo me. Detto questo, cominciamo la campagna elettorale, perché stasera, come ho detto la volta scorsa, dobbiamo sciogliere molti nodi, perché i candidati di ieri sera hanno detto numerose bugie che io, insieme al conforto di Danilo Petalia, tenteremo di sciogliere, perché tutto si può dire della mia amministrazione, ma le bugie non si possono dire, perché ci sono le prove che noi in un momento così grave, e stasera elencherò cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo realizzato, cosa è in corso d'opera e cosa
si realizzerà da qui a breve, per cui bugie non se ne fanno, non se ne danno bugie alla cittadini, perché le bugie hanno le gambe corte. Detto questo, io passo la parola a una delle mie candidate, Anna Selvaggio, che è una donna, una madre di famiglia impegnata, che veramente è lodevole il suo contributo, è una donna che oltre ad essere impegnata nel campo lavorativo è anche impegnata nel campo artistico, perché dirige una compagnia teatrale a Riesi, e spero che il suo contributo anche nel campo artistico sia importante, e sono certo, Anna, sarà importante il tuo contributo. Grazie Anna. Buonasera. Intanto la prima cosa doverosissima è quella di presentarsi. Io sono appunto Anna Selvaggio, ho 51 anni, perché è importante dirla questa cosa, poi vi spiegherò il perché. Sono madre di Valentina che ha 34 anni e Sebastiano che ne ha 30, e sono pure nonna, ho una nipotina di 4 anni. Lavoro da circa 24 anni in uno studio di radiologia, faccio la segretaria lì, in uno studio appunto di radiologia convenzionato con le mutue, e ho questa grande, enorme passione che mi brucia veramente dentro, che è il teatro. Io recito con 2 compagnie teatrali, una che si chiama Angelo Musco appunto di Riesi, di cui sono anche il presidente, e un'altra qui a Mazzarino che è quella dei Castelli e degli Iblei. Vi chiederete, ma perché un'attrice di teatro è qui stasera? Che senso ha? Che cosa è venuta a fare? Beh, ve lo dico subito. Io, come penso la maggior parte dei mazzarinesi, dei cittadini, sapevo veramente poco del nostro paese, di come va, di come andava, o meglio, di cosa succedeva al comune. Il tutto qualche anno fa, quando c'è stato quel grande ambaradam dell'ospedale, io sono stata una di quelle persone bloccata da uno dei posti di blocco. Ho praticamente trascorso la serata, quasi la nottata, perché dovevo tornare a casa da Riesi. Questa cosa all'inizio mi ha fatto arrabbiare un po', poi invece mi ha fatto riflettere e mi sono chiesta: ma che cosa sta succedendo a Mazzarino? E ho cominciato ad informarmi. Mi sono connessa su internet, su Facebook, come la maggior parte credo di voi, e pensavo: oh, ma a Mazzarino va tutto bene, va tutto benissimo, perché mi è successo di leggere delle lettere pubblicate dal PD che era terribilmente indignato perché c'era l'orologio della piazza che non funzionava. Quindi, da persona ignorante, mi sono detta: caspita, Mazzarino sta benissimo, se il PD, grande partito politico, si indigna perché l'ospedale perché l'orologio non funziona, vorrà dire che tutte le altre cose vanno benissimo. E invece no, non era così. Non era così, il PD era all'opposizione e si opponeva con queste cose. Io ho trovato un'opposizione deleteria, allucinante. Cioè, anziché denunciare le cose che andavano male, malissimo, cose di importanza prioritaria, a mio modesto avviso, ma io sono un ignorante per quanto riguarda la politica, si indignavano per l'orologio fermo. E quindi mi sono dovuta informare, appunto. E allora, che cosa ho notato? Ho notato che ogni qualvolta il sindaco proponeva, il consiglio bocciava. Ah, quando io ero assessore andavo a Bruxelles a prendere i soldi, e ora che sono consigliere che fai? Guarda la seggia? Cioè, non è così. Quando ero assessore ti interessava portare i soldi a Mazzarino, e ora che sei consigliere qualcuno ti ha esonerato da questa cosa? Non capisco, non va bene. Il sindaco propone, il consiglio boccia. Avete presente i cani dell'ortolano? Il cane dell'ortolano, come tutti sappiamo, non mangia verdura, sta lì però a guardare l'orto, perché neanche gli altri devono mangiare la verdura, quindi né per gli e manco per l'altri.
E non si sa mai, dico, il sindaco propone, noi approviamo e poi un sindaco brilla. No, che c'entra? Assolutamente no! Allora il sindaco propone, il consiglio boccia e Mazzarino muore! E Mazzarino muore! Voi giocate a ping pong e Mazzarino muore! Io mi sono detta, con quel poco di senso civico che ho, ma io posso stare affacciata ad una finestra a vedere queste cose e non dire nulla? Cioè questa follia deve stagnare a Mazzarino e renderci un paese di vecchi. No, non è possibile, io devo agire, io devo dire la mia. Ecco perché sono qua. Sono qua per questo, perché voglio essere consigliere comunale con il sindaco D'Asaro, assolutamente, mi piacerebbe veramente tanto. Anche perché se sarò consigliere, vi posso assicurare, sconti per noi non ce n'è. Ogni volta che vengo a Mazzarino, praticamente quasi ogni giorno, io leggo Mazzarino città d'arte. Probabilmente parleremo tutti delle stesse cose, ma Mazzarino queste risorse ha. E quindi di questo dobbiamo parlare. Mazzarino città d'arte. Mi viene già la bucca. Ma noi mazzarnesi siamo 30 anni avanti. Una volta. Finè. Non è più così. Assolutamente. Mazzarino città d'arte. Io sono un artista. A me piacerebbe moltissimo fare dei laboratori teatrali, dei laboratori di musica. Ci sono tanti amici musicisti, ci sono tanti amici attori, la compagnia teatrale Teatro 1, la compagnia Castelli di Blei, lì, io questo nome non me lo ricordo mai, è particolare. Mi piacerebbe veramente tanto, ma come si fa? Non ci sono soldi. Come facciamo? E poi vedo la piazzetta qui del Bar Ariston e dico, ma guarda che carina questa piazzetta, l'hanno arredata, abbellita. Io sono certa che la famiglia Girardo non è venuta dal sindaco a chiedere i soldi per abbellire il loro locale, credo che l'abbiano fatto da soli. Ora io mi chiedo perché il negozio accanto non può fare la stessa cosa. Perché? Possiamo fare. Ci dà una lezione una grande lezione di educazione civica, appunto, la famiglia Ginardo, perché ha fatto da solo. Il sindaco sì, deve assolutamente essere presente qui a Mazzarino, assolutamente, però queste cose le possiamo fare noi. Cioè stamattina ne susim e scupammo davanti a casa e ci mettiamo a grasticere di basilicò e china di geranio, e lo facciamo tutti. Abbiamo un paese decoroso e bello anche da vedere, voglio dire. Quanto costa, sindaco, quanto costa una giornata di spazzatrice per le vie del paese? 900 euro! 900 euro! A sporcare siamo noi. Mi ma pigliare un caffè per cuccianzato, scontrare non abbiamo in terra, tanto poi passo il sindaco. Non è così. Non è così, non può essere così. Intanto i primi dobbiamo essere noi a sbracciarci. Ve lo ricordate che cosa abbiamo fatto per l'ospedale? E perché tutti i giorni non deve essere così? Il consiglio comunale, l'amministrazione non deve e non può lavorare da sole. Dobbiamo essere noi a stimolare. Perché qua, mi pare che si fanno quasi tutte le fatte so. E non va bene. Non va bene, assolutamente. Teatro. Vi dicevo che io adoro il teatro e siccome è da un bel po' che lo faccio, un pochino così di talento artistico lo riconosco nella gente. Ieri sera sono stata a teatro, sì, ho visto questo confronto dei sindaci e osservavo tra me e me, caspita, ma qua ci sono tutti i personaggi giusti per fare una farsa. Abbiamo il primo attore. Sì, c'era il primo attore, attenzione, in una compagnia teatrale il primo attore è quello serissimo, quello che Laurence Olivier ci fa un baffo, va? Cioè quello che anche le mosche hanno paura di girare attorno al primo attore perché già un primo attore, aspetta, piano piano, che è quello che non parla,
ma è bravo a schivare. Credo che si senta, grava a gamma e sta fermo, schiva e alle domande risponde a una domanda del tipo: mi scusi, ma lei, se sarà eletto sindaco, cosa pensa di fare con la sua attività? Ma io sono un uomo, dovrò essere sostituito da qualche parte, sì, ma ce lo vuoi dire dove sarai sostituito e da chi sarai sostituito? Dove sarai sostituito? Quando farai il sindaco o quando farai la tua attività? Perché io penso che il cittadino debba sapere se devi essere sostituito da sindaco, chi è che ti deve sostituire? Questo è il vice sindaco. L'amma sapere oppure amma votare a scatola chiusa? Il paese lo deve sapere. Oppure ti dovremmo sostituire al lavoro, ma chi ti sostituirà? Faccelo capire. Ma no, lui siccome è primo attore, è bravo, sa schivare, scansa. Poi abbiamo avuto il caratterista in commedia teatrale è uno toco, esperto, cioè di che è forte, di che non parlano, con gli occhi, con la mimica, fa ridere, screse. Qual è il primo punto del suo programma elettorale, attore? Ah, il mio primo punto è stare fuori a Bicinzudare, sarò. E il secondo punto? Stare fuori a Bicinzudare, sarò. E il terzo punto? Stare fuori a Bicinzudare e mettere una casa albergo. Bravo! E poi le comparse. Ogni teatro che si rispetta ha il fantasma dell'opera. Abbiamo avuto anche il fantasma dell'opera ieri, perché c'era non si vedeva, non si capiva. Un'altra comparsa, un altro attore dice: a lei se diventa sindaco qual è il suo primo punto del suo programma elettorale? Beh, noi intanto ci andiamo, vediamo, studiamo un pochino come la situazione, andiamo a vedere, così passano 2 o 3 anni, poi al 4º anno ci organizziamo e al 5º forse potremmo governare. Scusate, di che stiamo parlando? Cioè tu vuoi andare a fare il sindaco e non hai idea di quello che vuoi andare a fare? Non lo capisco, cioè non lo capisco. Allora, signori politici, il teatro è una cosa seria. Non lo facete teatro, non fate il teatrino, non fate i teatranti, andate a fare i politici. I politici dovete fare. Dovete avere le idee giuste e chiare. Con questo io credo di aver finito. Vi ho annoiato un po', però ribadisco, io sono Anna Selvaggio, candidata dell'UDC. Mi piacerebbe essere consigliere comunale, proprio perché non voglio fare sconti a nessuno, non ce ne saranno per nessuno, e sono candidata con il sindaco Dasaro. Per me Vincenzo Dasaro è il sindaco di Mazzarino, perché Vincenzo, una cosa mi ero scordata di dirti. Allora, a me piacerebbe molto tornare a recitare al castello, ma tu te la finire di cafoggiare pedate alle staccionate e a scassare tutte cose. Te la finire. E scusa, tu vedi le lampadine nel mondo. Dove vai? Non può essere così. Vincenzo, tu sei il mio sindaco. E il sindaco di Mazzarino perché sai perché? Perché Vincenzo è una persona onesta, retta, caparbia. Vincenzo è uno testardo. A travagliare tutte. Vincenzo Dasaro è il sindaco di Mazzarino oltre che il mio. Grazie, buonasera. Bravo! Grazie Anna, grazie. Ci vuole questa grinta, questa linfa per amministrare Mazzarino, perché ci sono tante mine attorno a questo governo uscente e probabilmente ci saranno nel prossimo, ma come non mi ha preoccupato il quinquennio uscente, non mi preoccuperà quello subentrante, perché noi siamo una squadra forte, unita
e sicuramente la gente capirà, perché la gente da me e dalla mia squadra si sente amata. Passo ora la parola al consigliere uscente Spalletta Capitano Angelo, un altro dei miei fedelissimi, e ti ringrazio Angelo per tutte le giornate, nottate, i viaggi in cui come me hai fatto l'autista, hai fatto la qualsiasi. Vedete quello che ci ha contraddistinto soprattutto in questo quinquennio, che nessuno ha avuto un ruolo definito. Al momento tutti sono stati a disposizione, a fianco al sindaco, a fare la qualsiasi per la nostra Mazzarino. Per questo Angelo ti ringrazio, te e tutti i consiglieri rimasti fedeli. Gli infedeli, due parole ce le dico a penultima seduta, dopo, soprattutto a un bulletto, a un bulletto di paese. Vai Angelo. Buonasera a tutti. Grazie Vincenzo, grazie di quello che l'affetto dimostrato nei miei confronti, ma mi devi consentire una cosa: l'ho fatto per te, ma l'ho fatto per la nostra Mazzarino. Ci ho creduto e continuo a crederci, perché la nostra Mazzarino purtroppo è stata governata nel passato da soggetti che hanno fatto uno scempio, hanno ridotto la nostra Mazzarino ad un dormitorio o, ancor peggio, a un paese di mercenari o di marinai che sono passati da qua, hanno saccheggiato la nostra Mazzarino e sono andati via, lasciando irrudere le macerie. Vincenzo, tu lo sai, il nostro progetto, il nostro programma, il tuo impegno, il nostro impegno, di tutti coloro che ci hanno creduto in noi, era un impegno, era una volontà che abbiamo dimostrato in questi 5 anni, sì, di sofferenze economiche, sofferenze amministrative, sofferenze di tutte quelle persone che erano abituate a, voglio usare una parola un po' elegante nel dire, soggetti che erano abituati a salire qua sopra e a tenere in considerazione se uno aveva la testa di un partito o meno. Solo coloro avevano le corsie preferenziali e non sempre c'era la fortuna di trovare il sindaco a disposizione. Ora, finalmente, in questi 5 anni abbiamo avuto la rivoluzione culturale, la rivoluzione che noi abbiamo portato a questo Mazzarino, perché Vincenzo Tasaro è stato sempre presente in qualsiasi occasione, e forse questo potrebbe essere la tua penalizzazione, la troppa tua presenza nel palazzo comunale, perché prima tutti erano sindaci. Abbiamo vissuto un momento drammatico, cari concittadini, il problema dell'ospedale. Ma vi posso preannunciare che se il sindaco non sarà Vincenzo Tasaro, quella preoccupazione, quel momento che abbiamo vissuto
probabilmente, o meglio con certezza, si verificherà. Il nostro ospedale diventerà un RSA. Sapete che cos'è l'RSA? Una residenza sanitaria assistita, per meglio dire, mi spiego meglio, quasi un boccone del povero, quasi un boccone del povero. Sapete che cosa hanno fatto gli amministratori prima di Vincenzo Tasero? Hanno permesso a Gela e a Caltanissetta di venire a rubare tutto ciò che poteva essere di Mazzarino. Un esempio: Mussomeli ha un ospedale, ha un territorio, o meglio ha quasi 15.000 abitanti come Mazzarino, ha la fortuna di avere dei paesini vicini che all'incirca possono racimolare una popolazione di circa 20-25.000 abitanti. Mussomeli ha il punto nascita, Mazzarino no. Mussomeli ha la pediatria, Mazzarino no. E sapete perché? Perché i politici di turno di Mazzarino vanno a chiedere le cose solo ed esclusivamente personali, le cose personali e non per la nostra comunità. Se l'ospedale è ancora aperto, è aperto solo grazie all'impegno costante, a quello che è stato il rispetto di Mazzarino e i mazzarinesi, voluto fortemente da Vincenzo Tasero e da Tanino Petalia. Sì, lo devo dire, perché Tanino Petalia, consigliere provinciale, ha avuto il coraggio di mandare fuori dall'aula del consiglio provinciale a Caltanissetta, perché l'allora commissario, o meglio direttore generale, dottore Failla, non ha avuto il coraggio di confrontarsi con quelle che erano le domande e tutte le richieste fatte da Tanino Petalia, mentre gli altri si sono affacciati al balcone e hanno continuato a chiedere personalmente. Vincenzo ha avuto forse... non ha avuto niente, sono gli altri che lo definiscono il soggetto da abbattere, perché tutti sono coalizzati contro Vincenzo Tasero, tutti, destra, sinistra, centro, hanno cambiato denominazione, hanno cambiato nome ai partiti, ma l'obiettivo è Vincenzo Tasero. Perché è una persona corretta, capace e onesta, e ci mette l'impegno affinché i nostri concittadini non possano soffrire e continuare a soffrire per come abbiamo fatto negli ultimi 20 anni. Ognuno si riempie la bocca dicendo l'acqua, che doveva essere Vincenzo Tasero a risolvere il problema dell'acqua. No, signori miei, l'acqua... c'è stato chi ha sbagliato e ora si ripresentano a governare il nostro comune. Aprite gli occhi, concittadini, aprite gli occhi, state attenti, non vi fate abituare, non vi fate, come si dice in termini molto dialettici e locali, infinocchiare da quello che può essere un titolo. Perché giustamente ancora a Mazzarino si continua a tenere in considerazione il titolo, se è onorevole, se è dottore, se è farmacista, se è meccanico. Non è così, ci vogliono persone oneste e corrette. Continuiamo a pagare l'acqua un sacco di soldi e ora ci vengono a dire che non è colpa loro.
avevano gli occhi bendati quando hanno regolato i pozzi, avevano gli occhi bendati. Ora ci vengono a dire che vogliono risolvere il problema. E come? Come lo risolvono? Non l'hanno detto però. Come lo risolvono non l'hanno detto. Attaccano Ateneo Pedalia, che è stato uno dei promotori della battaglia dell'acqua. Ma lui ci ha messo la faccia, ci ha messo l'impegno, ci ha messo la costanza, ci ha messo la determinazione, ci ha messo anche di tasca. Questo nessuno lo dice, questo nessuno lo dice. Ce l'hanno con quello che è stato l'ultimo atto deliberativo che ha fatto la Giunta, la Polizia Municipale. Chi dice se salgo io ti do il bazooka, se salgo io ti faccio 50 vigili urbani. E come? Come? Lo vengono a dire qua come devono farlo. Bisogna essere chiari, onesti nei confronti degli elettori, dicendo chiaramente alla gente senza bugie come intendono risolvere i problemi economici, i problemi del turnover, il problema dell'assunzione. Vincenzo Testa ha avuto il coraggio, noi abbiamo avuto il coraggio di stabilizzare 70 precari, cosa che non ha fatto l'ex amministrazione. Questi erano soggetti che da un momento all'altro con la nuova legge erano tutti a casa. Ma riconoscenza, Vincenzo, mi dispiace, non te ne vogliono dare. Speriamo che la coscienza loro dentro le urne possa essere, come dire, riconoscente per quello che abbiamo fatto, per quello che hai fatto. La burocrazia che ci ha assillato e ci continua a assillare in questo comune come in tanti altri comuni, la meritocrazia che difficilmente è stata tenuta in considerazione perché c'erano i consulenti esterni. Signori mazzanesi, forse voi non lo sapete, cari concittadini, voi non lo sapete forse. Beh, stasera ve lo voglio accennare io, un piccolo accenno. Quando c'era, prima di arrivare Vincenzo Tasero in questa amministrazione, in questo comune, che succedeva? Si davano le consulenze esterne a soggetti che venivano tra virgolette, a fare il proprio dovere, ma molto tra virgolette, 2 ore la settimana, ma gli davano pure una barca di soldi, signori miei, 2.700 euro al mese! 2.700 euro al mese! No, il sindaco mi corregge, 3.000 euro al mese, non 2.700. Nell'arco dei 10 anni che hanno amministrato, quanti soldi gli hanno dato a queste persone? Che cosa hanno lasciato qua dentro? Il vuoto, perché nessuno è cresciuto ed essere nelle condizioni di sostituire, nessuno. Ora giustamente si ripropongono, giustamente per loro, non per noi, state attenti, si ripropongono alla guida di Mazzarino. Ma per quale motivo? Ve lo siete chiesto? Fate un po' d'attenzione, riflettete, c'è qualche cosa sotto possibilmente? Non lo so, ma voi siete intelligenti, dovete capirle queste cose. Perché Vincenzo Tasero è stato così parsimonioso a non spendere soldi o avere la fortuna di intercettare finanziamenti per il comune di Mazzarino e magari ora ci sono le condizioni di poterli amministrare? Non lo so, fate voi, datevi un'idea di quello che può essere. Perché noi, vi posso garantire, come diceva Vincenzo, non siamo stati fermi. Noi tutto ciò che è stato possibile fare l'abbiamo fatto. Noi abbiamo partecipato a un sacco di gare, bandi per cercare di intercettare i finanziamenti. Certo, c'è anche da considerare una cosa: se non hai il santo in paradiso, come si suol dire, difficilmente ti aprono le porte.
però noi con molta caparbietà siamo andati avanti. Noi non abbiamo pagato progettazioni, cosa che faceva l'allora amministrazione, perché loro, prima ancora di avere un minimo di certezza di prendere il finanziamento, loro pagavano, mettevano, come dire, davano gli incarichi ai tecnici. I tecnici vogliono essere pagati, noi non abbiamo pagato nessuno e abbiamo realizzato. E se avessimo avuto un consiglio comunale un po' più lungimirante, sicuramente avremmo fatto molto di più. Però per partito preso, perché era Vincenzo Tasaro che proponeva determinate cose, si bocciava, come ha detto la signora Selvaggio, come ha detto Anna Selvaggio, sì. Questo ve lo garantisco perché ho vissuto questi 5 anni. L'unica cosa che si pensava di dire in consiglio comunale, spendendo soldi dei cittadini, era solo una cosa: sindaco, vattene a casa! Sindaco, vattene a casa! Vincenzo Tasaro è qua e continuerà a rimanere qua perché i mazzinesi lo vogliono! Bravo! Grazie Angelo, grazie. Hai detto molte cose, tutte vere e sane. Noi tra l'altro ci siamo contraddistinti come l'amministrazione che ha portato a Mazzarino il volontariato. Il volontariato, signori. Noi abbiamo progettato finanziamenti per circa 20 milioni di euro, poi li spiegherò meglio, e occorreva una progettualità pari, Danilo poi casomai mi correggi, di 600.000 euro. Noi abbiamo fatto risparmiare 600.000 euro all'ente utilizzando i tecnici della sovrintendenza dei beni culturali e dell'igiene civile, che ringrazio, non finirò mai di ringraziare, e anche stamattina sono stato lì, anziché irmi a Cicaro Voto, perché un bellissimo finanziamento è arrivato di recente, 1.200.000 euro, dove andremo a mettere a posto il bellissimo Palazzo Bartoli. Sì, ma se io ci caro voto, ma devo amministrare e amministrerò fino all'ultimo secondo coscienza, dignità e attaccamento per la mia, per la nostra comunità, e spero di continuare, giusto? Avanti Danilo, vai che poi mi scioglie io. Bravo! È chiaro che dopo l'intervento di Angelo Capitano, che ringrazio, e l'intervento di Anna Selvaggio, che ringrazio, interventi direi propriamente politici, cioè nello specifico, per cui da questo punto di vista ritengo di non aggiungere niente, perché è stato detto in modo egregio da parte loro, così come è stato anche nelle altre serate che siamo stati qua da tutti coloro i quali sono nelle liste che appoggiano il sindaco Tasaro. Da questo punto di vista veramente non c'è bisogno di dire più niente. E un po' sta cosa mi rincuora, perché veramente stasera seduto qua sotto al bar, quando ho sentito comiziare, ma non per loro, cioè per quelli che erano qui a comiziare, ma così in generale, cioè tenendo presente tutto quello che è successo in questa campagna elettorale, cioè mi venne un momento di sconforto. Perché vengono dette delle cose, vengono fatte delle affermazioni che io non so, c'è una piglialle per cercare di spiegare secondo non una mia capacità sovrumana, ma secondo la logica delle cose e secondo la norma di come funzionano, diciamo, i procedimenti amministrativi e le cose che si fanno. Però, ma siccome le sento dire da diverse parti
mi viene un doppio, ma mi viene a vedere, ma sogno cretino, cioè ma siamo veramente cretini da questa parte, cioè veramente mi sta venendo un doppio, per cui cerco di capire e cerco di analizzare ancora meglio le cose che abbiamo detto, le affermazioni che facciamo, perché con molta tranquillità e con molta semplicità vedo arrivare gli altri qua, o vedo fare dell'affermazione, per esempio al teatro, dice bene Anna Selvaggi, in quel momento al teatro forse si può dire ancora più rossa di quando si dicono le cose. E allora dico, ma come mai? Con quale criterio? Ma veramente sono convinte? E allora cioè, questa cosa è preoccupante, se no veramente fosse il caso, ed è chiaro che non è quello che voglio, perché fino all'ultimo momento cercherò di trovare il sostegno e spero che tutti ce lo diate per cercare di far ritornare Vincenzo D'Asaro a governare questa città. Però mi viene di pensare, ma io mi piacesse però, a me mi piacesse che parlano di quelle cose che ora dirò, cioè vadano a governare, anche perché siccome c'è un amico mio che sta registrando e sta, come si dice, ripetiando, qua ce n'è presa, quindi le conserviamo queste cose, poi è bello magari ora con gli strumenti informatici che ci sono rimetterli in circolo e dire, ma tu ricordaste che dicesti da sera quando c'era la campagna elettorale su alcuni argomenti? E questa è una cosa importante, è una cosa che dovete stare in questi ultimi giorni attenti in modo particolare. Però alla fine devo dire, per questo lo ringrazio, devo dire che il leader, se ancora lo è oppure se è simpatizzante non lo so, mi pare che stasera è stato detto che è simpatizzante ma non è stato presentato come simpatizzante ma come punto di riferimento della precedente coalizione che ha comiziato, in qualche modo è entrato nel vivo dei ragionamenti e di questo lo ringrazio, perché mi fece capire, allora meno male, allora mi stava preoccupando perché tutti gli altri che parlano in un certo modo e parlano con semplicità delle cose da fare o che cosa portare a Mazzarino con una, diciamo così, naturalezza, con una disinvoltura, faccio questo, faccio quello, non metto le tasse, non faccio quello, non faccio quell'altro, e allora io dico, ma veramente, allora, invece no, alla fine con il suo intervento è riuscito a riportare le cose nella giusta dimensione. E in che senso nella giusta dimensione? Perché è entrato nel merito, no? Ha cominciato a parlare di bilancio, di debiti, delle idiozie che qualcuno ha detto nei precedenti comizi e dice, in effetti ai mazzarinesi dobbiamo dare le formule giuste, dobbiamo dire, come ha detto lui, se qualcuno vuole andare sulla Luna, come ci va e come ritorna, come lo fa, se ci mette a benzina, se ci mette a nafta, se riesce a fare un biglietto, se deve ritornare subito o se deve perdere tempo e come farà queste cose. Questo è il senso, e lui ha accennato a un'ipotesi sua, della sua parte politica, di come affrontare il problema del risanamento dei debiti del comune. Oh, certo, io voglio sentire ora la prossima puntata, infatti l'altro 50% lo diciamo dopo, perché credo che è stato detto un po', qualche dubbio me lo lascia, insomma, però vedremo quale sarà poi nella sua definizione totale la soluzione al problema, non intaccando i cittadini con le tasse e non pensando di razionalizzare la spesa. Cioè, siccome abbiamo detto che il comune come può affrontare il risanamento dei debiti, di quei famosi debiti che in questo momento accertati sono 3 milioni, ma si ripeto ancora, nelle pieghe del bilancio e nelle pieghe degli atti del comune non lo sappiamo quanti sono. E allora io ho detto l'altra sera che la prima volta, quando ho cercato di innescare il confronto politico, che secondo me non c'è stato, non lo so se voi siete contenti, ma non c'è stato, abbiamo cercato
di innescare questo confronto. Qualcuno è venuto a iniziare la campagna qualche giorno fa dicendo che era il suo primo incontro, il secondo non lo so se è stato quello di ieri, ma mi è parso scarsoleggio da questo punto di vista, non so quando sarà il prossimo per cercare di spiegare alcune cose. Però lì, proprio per il problema principale, perché noi lo riteniamo un problema principale, il risanamento delle casse comunali, perché senza quel risanamento non si potrà fare niente, non si potrà fare una convenzione con gli istituti di credito come vuole fare per esempio il coordinatore nazionale della rivolta, non si potrà assumere impegni economici per nessuno ed è difficile che si possano fare le cose che hanno detto gli altri, che ora cercherò e proverò di ripetere e sintetizzare. E allora noi che cosa abbiamo detto? Ditelo però, perché tre sono le possibilità: alienazione dei beni comunali, razionalizzazione della spesa e applicazione delle tasse per togliere i debiti. Non ha altri introiti il comune, non ce n'ha, assolutamente no. Questi sono i percorsi affinché ci siano delle risorse, delle liquidità economiche al comune. Diversamente, ripeto, scherzando ho detto, qualcuno possibilmente gioca la schedina, fa 13 e poi risolve i problemi, però viene detto, deve essere detto. E vedete, sentire dire ieri che il candidato di centrosinistra non lo so, perché c'è una moglie che ogni giorno mi dice: ma i comunisti vanno a finire a Mazzarello, ma mi spiego come sono questi partiti, cioè dov'è la sinistra? E ogni volta cercare di farci capire come funziona questo discorso. Ma diciamo che quella coalizione, un c'è Enzo Marino, pare che dovrebbe essere alla sinistra. Io che onestamente anche nella mia storia politica a Mazzarino ho conosciuto e sono contento ed ho molti amici, veri amici a sinistra, non mi pare che lì alberga tanto la sinistra, però diciamo che quella è la sinistra. E allora, se quella è la sinistra, ieri sento dire: se vado a fare il sindaco io, dice Enzo Marino, e non è polemica, è un confronto, dobbiamo dirle queste cose, no? Dice: io risolverò il problema perché la prima cosa che farò, risanerò le casse vendendo gli immobili comunali. Quindi non applicherò le tasse, quindi non faccio spendere più, non posso fare, non posso razionalizzare la spesa perché oltretutto devo potenziare i vigili urbani. E allora come faccio? Se razionalizzare non può essere. Quindi l'unica scelta che ha è quella di vendere gli immobili. E a me non sa assediare Nordio, non sa assediare Enzo Marino, perché lui è stato un amministratore. Come fa a dire queste cose? E in questo ma anche, cioè non voglio essere polemico, ma anche Paolo Bognanni, che ringrazio e ho applaudito assieme a Concetta Santagati, ma principalmente Paolo Bognanni, che è anche un impiegato comunale e un funzionario, non può permettere certe volte di dire certe cose senza riprendere i suoi intervistati, perché lui sa che al comune di Mazzarino in questo momento, con il lavoro fatto dal sindaco D'Asaro, caro Salvatore Ficarra, perché dice: ma sono nelle Vinniro 10 anni fa, ed è vero, perché in quel periodo si sono creati i buchi nel bilancio, perché si vendivano come posta di bilancio si mette la vendita degli immobili ogni anno e si dice: noi vogliamo vendere 1 milione di beni immobili comunali e quindi si può spendere per 1 milione. Poi però alla fine dell'anno si è spenduto per 1 milione per non gelentare e si creano i buchi di bilancio comunali, provinciali, regionali e nazionali. Così funziona. Che ha fatto il sindaco D'Asaro rispetto al passato? Fece stimare tutti i beni immobili che si possono vendere, l'ho detto altre sere, ha fatto stimare tutte le case popolari, ha fatto stimare l'ex ufficio di collocamento, ha fatto stimare cosa significa locare questi locali che sono qua sotto il comune e altri che sono sparsi per la città, perché non possono rimanere queste cose così come sono state nel passato. Non può esserci una valutazione che si ricorda almeno 25 anni fa, 30 anni fa come stima del valore del bene, perché se no parliamo d'aria fritta, no? Perché per esempio
quando parliamo che per affittare un locale il comune percepisce una somma capace di 1.000 euro anno, magari a piazza, è chiaro che non può funzionare più senza averla con noi. Nessuno vuole criticare nessuno, ma è chiaro che queste cose debbono essere rinnovate, debbono essere valutate, debbono essere rapportate ai tempi di oggi, anche perché non si può creare questa sperequazione tra un immobile affittato dal comune che costa niente e possibilmente qualche bravo cittadino che ha la voglia di fare attività imprenditoriale, se va affitta un locale per esempio quasi in periferia, io paga non 1.000 euro all'anno ma 1.000 euro al mese. Allora queste cose non possono funzionare più. Quello che ho detto in questa campagna elettorale: o ci togliamo dalla testa di continuare a fare filosofia e politichese, oppure non andiamo da nessuna parte. Non abbiamo creato le condizioni di dissesto noi perché abbiamo resistito, le creerà qualche altro che andrà a sbattere la testa al muro, senza ombra di dubbio. E allora, fatto queste cose, cioè il sindaco di Mazzarino 2 anni fa stimare questi beni, li fa fare all'ufficio provinciale, l'ufficio provinciale ci dà queste valutazioni, però purtroppo, come ha detto qualcuno che mi ha preceduto, la burocrazia da 1 anno e mezzo, 2 anni a questa parte non è riuscita a chiudere il procedimento. Cioè l'amministrazione comunale si è adoperata per fare quello, ma poi però per mandare le lettere, per dire alla gente di affrancare la casa, perché tanti che vivono alla casa popolare sanno cattare, tanti potrebbero comprarsi per esempio l'ex ufficio di collocamento, tanti sono disponibili anche ad affittarsi i locali a un prezzo congruo che vale nel 2014 una cifra diversa rispetto a quello che attualmente pagano, però purtroppo la burocrazia ha avuto tanto da fare, per cui questo procedimento non si è potuto chiudere, ancora è aperto. Ma l'aspetto ancora più importante non è questo, è la mia critica a quello che ho sentito ieri. L'aspetto più importante è che se noi facciamo tutte queste cose e le venimmo, se siamo così bravi e se le cattano, massimo potremmo arrivare a 500.000 euro con i prezzi stabiliti dall'ufficio provinciale. E allora, se Vincenzo Mareno arriva a fare un sindaco e a risolvere questo problema che ha detto qui Premo, è chiaro che già fallisce prima di iniziare, giusto? Perché se vende l'immobile, lo sa fare ed è bravo e riesce con la burocrazia a terminare il procedimento, cuccia 500.000 euro. Se la matematica non è un'opinione, 3 milioni di euro meno 500.000 euro, ne restano 2,5 milioni. E 2,5 milioni come le levate? Cioè, che cosa stiamo raccontando ai cittadini? E allora, siccome nessuno ha intenzione di essere così sincero, così vero fino a, diciamo, al massimo che si può di quali sono le condizioni economiche, i problemi di questa città, è chiaro che io devo spingere queste cose e devo spingere la riflessione dei cittadini, perché Vincenzo D'Asaro, fino a prova contraria, per fare anche la spend review, ha operato, come ha detto qualcuno che ha cominciato dalla nostra parte, anche in campagna elettorale quasi, dei tagli alla spesa, non preoccupandosi del consenso elettorale. Ma l'altro come avvoltoi invece, appena dice tale che fece Vincenzo D'Asaro, ha portato il settore da 7,4. Sicuramente ci sarà un po' di gente che è scontenta di questa cosa. Picca rispetto alla città sicuro, dice Maddalena, dopo qualcosa ce la potremmo chiappare. E allora la corsa a chi fa meglio. Viene qua Vincenzo Mareno, se arrivo io, di 4 le porta a quelli il settore. A questo magari mi andiamo una dirigente in più. Arriva Peppe Sampuleppo e poi siamo Fabiani. Un corpo di polizia municipale che aveva 150 anni e che oggi è senza bazooka, diceva Angelo Capitano. Nel 2014 non ci dammo un bazooka, oppure non facciamo altre cose. Lo dico con questo pizzico di ironia per dire che sulle cose serie non si può babbiare più. Sulle cose serie non potremmo permettere più di babbiare. E allora su questo, meno male che stai cominciando io. Mi scuso per la battuta perché sicuramente l'ambulanza va
in aiuto a qualcuno e questo è chiaro che mi dispiace. La battuta mi venne spontanea, però capite perché. E allora dette queste cose, la riflessione è doverosa. E io che cosa ho fatto? Questa campagna elettorale come ha finito? Ho pensato, va bene, io ai cittadini voglio raccontare, e lo faccio stasera proprio perché voglio dare la possibilità domani, dopodomani, venerdì, di scutoliare che sono candidato a sindaco, in modo tale che qualcuno pensa magari che ve ne racconta qualcosa di qua, e di qua venerdì parliamo di qualcosa di serio, al di là degli slogan, io farò questo, io farò quello, io farò. Però ho cercato di riassumere, li chiamerei le assurdità che abbiamo sentito in questa campagna elettorale, se dobbiamo pensare, diciamo, di parlare, cioè dal punto di vista veramente operativo delle cose da fare, no? Anche perché l'hai sentito dire anche stasera, ma che bello dire, l'ho sentito dire ieri al teatro e l'ho sentito dire stasera qua, se chiamiamo noi l'area di uno, ma quanto si asano, permettetemelo di dire Taneno Pedalia, dico il mio, per dire poi che due vicini soldati, ma quanto siete asini? Ma l'area di uno, ma se ci immo noi, non esiste. Immancangiare subito un regolamento, lo ha detto Vincenzo Marino, lo ha detto qualche altro, lo ha detto Vincenzo Marino che l'ha provato lui 5 anni fa, prima di entrare noi. Dice, ma che stai prima? Ma noi ai nostri imprenditori glielo daremo gratis tutta l'area di uno, la superficie gliela daremo gratis, faranno le sue brave attività imprenditoriali e siamo tutti felici e contenti e abbiamo dato lavoro. Però, e io mi appello all'oratore che ha preceduto questa coalizione stasera, perché nel merito c'è entrato e ci sa pedasere, e io di questo lo ringrazio, se no veramente mi venivo scomporto, siccome sa come funzionano le cose e sa come si gestisce un bilancio di un ente, anche perché ha lavorato sotto questo profilo professionale, è chiaro che alle sue c'ha a dire, ma le 2 milioni e mezzo di debito che non fanno parte, state attenti, dei 3 milioni di cui parlavo poco fa, le 2 milioni e mezzo dell'area D1 su cosa diversa dei 3 milioni che parlavo all'inizio, che questi 2 milioni e mezzo per i quali la precedente amministrazione, all'amministrazione D'Asaro, ha contratto un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti dicendo che il mutuo l'avrebbe pagato con le somme introitate dalla vendita delle aree, delle superfici dell'area D1. Come tu lì, cioè lo puoi fare, un pazzo può fare una cosa del genere, e ci io tutte cose regalate, a parte che non so se il vincolo prodotto con l'atto deliberativo permette questa cosa, ma supponiamo che lo può fare, supponiamo che si possa fare, ma quando tu ce le doni gratis e ti è rimasto per esempio un debito residuo di 1 milione e mezzo che ancora questa città deve pagare per quell'operazione fatta male in quel momento, è chiaro che devi dire questo 1 milione e mezzo un nuovo appello. Cioè, come ci può dire una cosa di chissà ai cittadini di Mazzarino? Non te la permetterà nessuno, e lì avrà ragione qualsiasi dirigente che non ti metterà mai una firma su una cosa del genere, perché la dirigenza ha anche questo ruolo, perché non sempre gli amministratori possono essere bravi o possono essere sensibili o possono capire le cose, ci possono essere che devono fare delle pazzie, la dirigenza serve a cercare di non fare pazzie, nel senso che siccome ci vuole la firma anche dei dirigenti su ogni scelta fatta dall'amministrazione, è chiaro che se un dirigente vede che un'amministrazione vuole approvare delle bestialità, non è che c'è tanto facile che ci metta la firma. Ora queste cose, cioè, ve le raccontano in questo modo, cioè sono dette in questo modo, in modo tale che voi capite di che cosa stiamo parlando? No, perché come si dice, la competizione è quella di dirla più rossa dell'altra, l'importante è che la gente è tranquilla, l'importante è che i cittadini sappiano che creerà lavoro, non si sa come, l'importante è che il cittadino sappia che se leveranno le
i debiti che ci sono al comune. E allora le assurdità di quello invece che è stato detto da questa pubblica piazza. Partiamo da Peppe Sambueppo che sta al primo posto, secondo il mio modo di vedere. Secondo il mio modo di vedere sta al primo posto, perché non è che un regista è dietro. Io può avere un altro ruolo e magari stasera è stato detto quale può essere il ruolo di Peppe Sambueppo, ma il regista è un altro, e si vedeva anche ieri al teatro, perché quando finiva di fare l'intervento scendeva la scaliglia e c'era un regista, un coordinatore nazionale, forse ci diceva com'è, ha molto buono, hai risposto giusto, la cosa che mi diceste perfetta era. Allora, non lo so se questo è il metodo che bisogna avere nell'affrontare queste cose, no? E allora perché così si fa. Però di tutto quello che hanno detto, vi dimmi qual è in effetti il programma che qua non hanno mai spiegato. Le cose principali che gli ho sentito dire. Se vinciamo noi, cari cittadini, i 100 le va le cassonette, ce n'erano 160 e io ne metto 320, per parlare della differenziata. Se ci arrivavamo noi, siccome Vincenzo Daso è arrivato, dice che è arrivato al 40% di raccolta differenziata, e invece non abbiamo visto che la Tarso è stata diminuita del 40%. Se ci arrivavamo noi, dice che fa così. Per cui teoricamente se lui arriva e arriva al 100% della differenziata, siamo tutti tranquilli perché non ne pagano più. Bravo! Provate a capire, l'ho cercato di spiegare l'altra volta, se si possono dire queste cose ai cittadini. Provate a pensare se questo è un prendere in giro, non lo so, se è scherzare, cioè nel senso che siccome loro sono bravi in questo tipo di diciamo ruolo, cioè forse tra una risata all'altra diciamo grosso, non se ne dà una volta ridimmo, una volta diciamo una fesseria e allora passammo tempo fino alla fine della campagna elettorale. Allora, cosa che non è praticabile. Paese albergo, se vi ricordate, è inutile dirlo, a parte la complessità, le cose, l'abbiamo detto e ridetto, è chiaro che non si può fare, ma è chiaro che non si può fare perché ci sono problemi anche pratici, tecnici, ragionieristici, come volete, no? Amministrativi, cioè non si può fare principalmente perché io non può contrarre questo mutuo, perché la capacità di indebitamento del comune non ce la può fare, per cui basta cercare un finanziamento europeo. Giorgia Arena disse vabbè ci vuole 3 anni, 4 anni, 5 anni, sempre sarà a parte, ma questa non è la soluzione al problema immediato che dice Mimmo Faracio, o meglio il coordinatore nazionale di quel movimento, di un movimento che se no arriva a Portella di Pino. Io sono bravo alle battute, grazie perché mi battete la mano, ma c'è chi sa fare di meglio di me. Bravo! Con le battute. Concordato con i cittadini, cioè noi siccome c'è questo problema economico in corso, siccome c'è questa crisi, ai cittadini che non hanno a dare questi soldi, 2,5 milioni non l'hanno a dare perché non hanno a pagare l'area di uno, l'altra tassa non l'hanno a dare perché non hanno a lavare le 3 milioni che accertate, siccome il cittadino non ce la fa, se arriviamo noi, invece di adesso, invece di domandare per il 100% delle tasse per risolvere questi problemi, ve ne domandiamo un 30%, e io divento un disco stonato, e l'altro 70%? Cioè, dicete a lei, non si può fare. Perché o hai una risorsa di una pedia, l'altro 70%, o è chiaro che ti devi rivolgere al cittadino con responsabilità e ci devi, cari cittadini, siccome siamo a mezzo una strada, solo qui dico che siamo a mezzo una strada perché ne c'è portato là. Io non lo so cosa vuole dire, però qualcuno, perché Mimmo Faracio è antico politico, non è che è nuovo, giusto? Allora non lo so che cosa potrà dire, ma quando dice questa cosa deve dire come farà, dove prenderà gli altri soldi. Poi chi è bella fu chi dei consulenti. Se arriviamo noi, che non interessa se Danilo Pedrelia consulente gratis. Danilo Pedrelia l'ha fatto gratis, ma non ha ottenuto il risultato. A parte che mi piacesse confrontarmi con Diego che è un tecnico e venisse facile a confrontarci sui risultati che abbiamo più o meno ottenuto, che sono tanti rispetto a quello che lui non vede, ma a parte questo dico, cioè io invece anziché proporsi magari io come consulente gratis come ha fatto Danilo Pedrelia, se ci eravamo noi ne pigliamo le consulente che costano 20, 30, 40 mila euro all'anno, a così forse riuscimmo a fare qualcosa. Ma la storia di Mazzarino insegna
che non è stato facile fare queste cose in questi anni passati, 10 anni, 20 anni e meno, no? E andiamo avanti. Sesto punto, questo è il vero programma di Peppe Sampuepo, no? Credo che non ha detto, o meglio ha detto a spezzoni, ma li ha dette, non è che l'avete sentiti tutti, no? Sesto punto, sostituzione dei microfoni, do microfono, questo è uno dei punti qualificanti del suo programma. Del corpo dei vigili urbani è inutile che ne parlo, è inutile perché è una partita persa da parte loro, perché arriveranno a ragionare, se arriveranno a governare, no di questo, arriveranno a pensare di tagliare cose molto più importanti e arriveranno a pensare che questi non sono i veri problemi di Mazzareno, ma che si servono a lasciare sempre nella tranquillità i vigili urbani per congiucangiamente, tranne un risparmio di indennità di posizione, a lasciare i cittadini tranquilli per compire un ente, perché un lavoro che potevano fare prima potevano fare anche ora, per cui siamo tutti felici e tranquilli perché abbiamo operato una spesa, un taglio della spesa. Ma la cosa, l'ultima in ordine di tempo è che da ieri, che se mi piace la voglio dire, anche perché è un argomento che gli altri dicono che onestamente in questo mi permetto con un pizzico di presunzione di dire che ci ho lavorato indipendentemente dai risultati sul problema dell'acqua. Ci ho lavorato fin dall'inizio, da consigliere d'opposizione, da qualsiasi ruolo che ho avuto al comune e fuori dal comune, però qualcuno ci gioca di che non ne capisce niente, perché lo posso garantire che non ne capisce niente. Secondo me Peppe Sampuepo sabato non andava a cominciare con il problema dell'acqua, se no voglia di tenere scendere la scala del cerchetto che io faccio, sogno a questo, ma lui non sa che deve fare con il problema. Ma la cosa più bella è che la casa dell'acqua è un'importante iniziativa. A Barrafranca si stanno fanno le prese a Mazzarinese, no? Perché? Perché a Barrafranca che fecero? Pigliarono una ditta esterna, ci dittero l'acqua, cioè il comune c'ha una gratis e in questo modo che fanno? La potabilizzano per quello che è necessario fare e la distribuiscono ai cittadini a prezzi stracciati. Ed è una cosa importante perché risparmiano due volte, risparmiano sull'acqua e risparmiano un capo le bottiglie, perché non usano più le bottiglie di plastica, non accattano più, quindi c'è anche un guadagno differenziato, impeccabile. Quando l'abbiamo saputo, quando ce l'hanno accennato, facciamo subito date libere. Ecco, ma siccome chi sta dall'altra parte non lavora come ha travagliato in questi anni, in questi lunghi anni Taneno Berrelia, che Taneno Berrelia non è che per sapere le cose o capire i meccanismi o difendere i cittadini ha dovuto essere vice sindaco oppure amministratore, no, rispondendo a Anna Selvaggio che egregiamente disse ma queste consigliere che hanno fatto solo ostruzionismo e hanno bocciato tanto perle, ma li studiano le cose, l'italiano, perché da consigliere d'opposizione io mi sono sempre proposto e documentato su tutto quello che succedeva e tante volte senza peccare di presunzione, magari qualche volta ne hai saputo che sai di qualche amministratore che amministrava, anche se io facevo l'opposizione e facevo consigliere dell'opposizione. E allora la differenza la fanno questi signori prima di proporre certe cose. Noi purtroppo, ed è quello che ci siamo trovati di fronte quando poi abbiamo approvato la delibera, ci siamo trovati di fronte al problema con Sim come Barrafranca concedette le puzze e che l'acqua ce l'hanno ancora ieri, giusto? Per cui ieri non è che pagano l'acqua, noi siamo le babbe della provincia di Caltanissetta che deve essere la desina, cioè noi ci diciamo l'acqua gratis e che te ne avete. Cioè, dovete pensare che il comune di Mazzarino ha altro debito nelle pieghe di bilancio, perché se parliamo poi mi vanno a venire nelle debite. Cioè noi dobbiamo pagare come comune di Mazzarino a Caltacqua bollette per circa 90.000 euro. Cioè loro, perché non è che l'acqua che ne esce da Guannulo, che ne esce da Rebanne, che poi non sappiamo come la contabilizzano, come viene calcolata, cioè non la paga il comune. Noi abbiamo un debito nei confronti di Caltacqua di circa 100.000 euro. Che non gliel'abbiamo dato perché gliel'abbiamo contestato, ma è a così. E allora il problema che è emerso e che abbiamo avuto difficoltà con l'architetto Alessi di procedere qual è? Ma noi come facciamo? Perché se noi pigliamo una ditta che facciamo a delibera, ci diamo l'acqua a questa ditta e la ditta la dovrebbe distribuire ai cittadini a prezzi straccianti. Questa è la logica. Però i prezzi che Caltacqua vuole da noi non sono stracciati, sono belle sane.
cioè nel senso che per un metro cubo vuole sordo, e vuole sordo con su pirchi, e ogni anno ci vinto 7% in più, per cui che cosa faremmo noi? Cioè in pratica, vediamo l'acqua, la damma a chi sta ditta? La ditta venne a prezzo sciacciato ai cittadini e noi la pagammo profumatamente a Caltagno. Bene, un babbo della provincia di Caltanissetta dice: ma siete amministratori curiosi, belle iniziative che avete fatto, l'acqua pagata a Caltacqua Cinto e la data ai cittadini a ora. È una cosa che non funziona, perché il debito è sempre dei cittadini, perché il comune non è che tengono per lì o il sindaco, il comune è della collettività, per cui se noi siamo obbligati purtroppo, perché fumma così scemonete da darci l'acqua gratis, non ne potremo escere, perché abbiamo sempre difficoltà. Ecco gli 8 punti caratterizzanti il programma elettorale di Peppe Sambueto, perché questo è quello che in realtà ha detto, questo è quello che non avete sentito dire a noi, ed è quello che non dico, anche perché per rispondere all'amico anche Santo Vicari, quando parla di acqua, stai un po' ci accorto, sai? Anche perché tu hai avuto responsabilità come me provinciale e conosci come abbiamo trattato questi temi anche alla provincia. Quando parli che nella convenzione c'è quell'articolo, hai pienamente ragione, però non fare in campagna elettorale, perché va a pigliarsi le carte e trovarsi l'articolo e dice: "Tala che bello l'articolo", dici che se tutti i comuni che passano le strutture c'è messo in quella convenzione che abbiamo votato all'epoca noi in consiglio comunale, c'è messo che in percentuale rispetto alle condizioni tecniche delle infrastrutture dei comuni, cioè delle condotte e delle strutture per il servizio del idrico cittadino, cioè Caltacqua deve riconoscere ogni anno in percentuale una tot somma ai vari comuni facenti parte del lato. Vero, sacrosanto, è scritto così. Però quando i sindaci hanno firmato il contratto, che è stato il documento successivo, forse non ce l'avevo avuto io delle cassette, se voi tu ogni sa non c'è sul problema, perché l'hai detto pensando di dire una cosa giusta e non strumentalizzando. Se tu vai a vedere cosa è stato firmato dai sindaci, è stato detto che quelle quote che dovevano essere riconosciute ai comuni per le infrastrutture che i comuni passavano a Caltacqua, quelle venivano trasferite al lato e servivano per le spese di gestione del lato, cioè quelle somme servivano a garantire la vita del carrozzone che tu hai chiamato ATO CL6. Questa è la verità e la conclusione, per cui se le leggiamo bene, se vogliamo confrontarci su queste cose come non potremmo fare in campagna elettorale, ed è quello che vi dico sempre, facciamolo, entriamoci nel merito, sediamoci attorno a un tavolo, perché vi posso garantire che pur conoscendo forse un po' tutti gli aspetti di quel problema, non si riesce da sole a vincere quella partita. Ci volimmo tutto, l'ho detto l'altra sera, ci vogliono tutte le forze politiche, qualcuno vuole il primato, qualcuno vuole la paternità. Noi siamo disponibili, perché siccome il problema ce lo sentiamo addosso, siccome ci hanno provato come idea e continuiamo a lottare su queste vicende, siccome lo facciamo da anni e lo facciamo in modo serio e concreto, noi siamo pronti a dire che gli altri sono più bravi di noi, siamo pronti a metterci con gli altri per cercare di risolvere il problema, ma però se entriamo nel vivo della questione. Se facciamo come potesse che fanno a Gela e a Caltanissetta, che in campagna elettorale siamo tutti per l'acqua, e vorrei capire però le varie forze politiche in questi anni, dal 2006, dal 2002 ad oggi, che a Mazzarino cosa hanno fatto per l'acqua, chiedetevi l'UPD e tutte le altre forze. Allora se il discorso è che lo facciamo solo in campagna elettorale, noi non siamo disponibili a questo gioco al massacro, non siamo disponibili più alla strumentalizzazione, siamo disponibili a metterci assieme per risolvere i problemi dei cittadini, sì, perché siamo convintissimi che diversamente si sbatte a testo muro, su questo non ci sono dubbi. Allora, se questi sono i principi che legano anche gli altri, sui ragionamenti siamo più che tranquilli a voler fare qualsiasi cosa, anche chi di Mareno che dice se ci vai io faccio il contenzioso con Caltacqua, acqua H24, bla bla bla, potenzierò l'ospedale, va bene, siamo d'accordo anche che tutti volete potenziare l'ospedale, ma la parola d'ordine deve essere: lo lotterai, tu Enzo Marino, tu Peppe Sambueto,
per farlo rimanere ospedale potenziato o lotterai per trasformarlo in casa della salute potenziata? Il quibus per noi è questo, il ragionamento per cui siamo d'accordo a tutte cose. È chiaro che noi ne sappiamo meno delle strutture, ci mancasse altro. Non possiamo essere preparati sull'epidemiologia del territorio, sull'analisi che sanno fare, assolutamente no, saremmo degli stupidi, degli arroganti se dicessimo una cosa di chi. Ma su una cosa siamo certi, sul fatto che vogliamo l'ospedale come tale e che comunque nelle altre realtà ci sono riusciti e noi a fare per refugo, per fare in modo che non succeda l'irriparabile, su questo non ce lo toglie nessuno dalla testa. C'è riuscito Mussumeli, ci sono riuscite altre realtà, noi vogliamo l'ospedale lo vogliamo con la sala operatoria, con la chirurgia, e vogliamo dare dimostrazione che forse con un bacino di 50.000 abitanti che potrebbero usufruire di questa struttura, con i dati che prima del 2006 c'erano ed erano conformi a quello che vuole la legge, riusciamo ad avere il nostro ospedale, è una grande ricchezza. Speriamo che Enzo Marini continui ad operare lì in modo egregio e ne siamo felici, e vorremmo essere meglio di qualche altro ospedale come Mussumeli. Non me ne vogliono gli amici di Mussumeli, che prima del 2006, pur essendo un ospedale forse anche più grande, organizzato meglio dal nostro, non aveva i dati che aveva invece il nostro ospedale, che erano più che sufficienti a rientrare nei parametri che prevede la legge. Ora, detto questo, e per stasera penso che basta, nessuno dei due candidati a sindaci che ho menzionato poco fa, sia Enzo Marino che Peppe Sanfilippo, ha detto nei loro comizi da dove prende i soldi. Ve lo chiedo per l'ennesima volta, domani quando lo incontrate, quando vedono un nuovo pezzeno, dove andate c'è? Ma le sordi, come dice Tanino Pedalier, che uno le pigliate, perché la parola d'ordine è stata quella vostra: tasse no, l'IRPEF non l'ha mai aumentata, la TOSAP non l'ha mai aumentare perché Gino Gesualdo fece un'interrogazione al Consiglio Comunale e gli ha posto, poi c'è inganno e tranquillo, poi c'è questa interrogazione, l'abbiamo vista e rivista, a TOSAP la stiamo con i prezzi di 25 anni fa, l'area T1 la dammo gratis. Se questi sono i presupposti, facete vedere, però non pigliano le sorti. E allora, se così è, mi viene da dire, ma detta la Mazzarinese, ma un miglio utente provato o miglio approvare, se questi sono i presupposti dell'alternativa al sindaco D'Asolo, a Tanino Pedalia e ai suoi collaboratori. Ma pensate veramente che con queste cose che vi sono state dette, cioè questi signori possono aggiustare le sorti del comune di Mazzarino? Io dico di no. E allora, se così è, se volete veramente che Mazzarino cambi, come è successo in questi anni, con tutti gli errori che abbiamo potuto fare, con tutte le cose che si possono fare meglio, ma se Mazzarino volete che cambia, se volete veramente un'amministrazione, se volete amministratori che prima di tutto sanno tenere testa alta contro una burocrazia che tante volte nicchia, che tante volte è insufficiente e che tante volte è restia a cercare di finirla con i privilegi che sono stati invece garantiti nel passato. Se volete un'amministrazione di questo tipo, se volete un'amministrazione che continui a ricercare i finanziamenti europei come l'abbiamo fatto egregiamente noi, è l'ultima serata ma sfogare su questa cosa, che è quello che ha fatto questa amministrazione, questo assessore ai lavori pubblici, grazie alla grande collaborazione della dottoressa Grasso. Se volete un'amministrazione di questo tipo, se volete un'amministrazione che veramente continua a portare alla differenziata ai livelli che tutti vogliamo, cioè al 100% e con la massima pulizia della città, perché noi abbiamo fatto la rivoluzione in quel settore, se volete questo, se volete l'ospedale come ospedale con la chirurgia, e se volete che non succeda quello che si dice a Caltanissetta, che finito D'Asaro sindaco finisce l'ospedale di Mazzarino sotto quell'aspetto, se volete combattere realmente Caltacqua e volete che si cessi di venire qua solo in campagna elettorale per fare populismo, se volete tutto questo,
se volete tutto questo, ci vuole un sindaco H24, così come l'acqua, ci vuole un sindaco H24, e tra i sindaci candidati a sindaci che sono venuti su questa piazza per le amministrative 2014, l'unico sindaco H24 che vi può garantire è Vincenzo D'Adda. Grazie. Grazie Danilo, come al solito il tuo contributo è encomiabile, risolutivo, preciso e senza dubbio chiaro, molto chiaro. E la gente, sto notando in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, sta riflettendo come quel documento che mi avete regalato qualche settimana fa, di riflettere, sì, miei concittadini, quando mi ci butto ogni tanticchia. Va bene così, va bene così. Riflettete, è importante riflettere, perché vedete, vogliono far tornare la nostra Mazzarino nell'oblio in cui l'hanno rilegata fino a 5 anni fa. Noi l'abbiamo fatto risvegliare, la stiamo difendendo a denti stretti e non consentiremo a nessun politicante di turno, locale, provinciale e regionale, di non fare rivivere la nostra Mazzarino. È importante perché vedete ieri sera dopo quell'incontro a Teatro Comunale, veramente, guardate, mi cascarono le braccia, come si dice, veramente, tutti e due i signori dottori collegati, poi se state vicino, ma che fu, la sorte fu perfetta, veramente. Ma che avete avuto ordini sulla sanità di non parlare? E che c'è su? Lo vogliamo sapere, venite qua, da qui dovete parlare, la gente vuole sapere. Enzo, perché taci? Vieni qua, barra si chiude. Rimasti qua, barra qua, io là. Devi essere concreto. Ieri sera non ti sei pronunciato sulla sanità, ti ho provocato 2 o 3 volte, non hai reagito, incrociato le gambe, pronunciati. Non ci interessa la residenza sanitaria assistita, vogliamo il presidio ospedaliero, perché voi volete chiudere Mazzarino, volete chiudere l'ospedale. Noi no, noi vogliamo garantire il diritto alla salute e soprattutto i casi salvavita. Sapete ieri sera, per chi non c'era, che mi ha detto, ma tu sai che significa unità di chirurgia complessa? No, dico, non lo so, non hai la puntita come a te. Tu parli di indagini epidemiologiche, qua, là. No, noi vogliamo fatti concreti e non vogliamo che succeda quello che è successo, perché negli ultimi 4 anni con l'unità di chirurgia complessa sono stati salvati più di 50 persone di Mazzarino, riese del comprensorio, e noi dobbiamo continuare a garantirlo. E tu fatti bene, cardiologo. Io continuerò a gestire Mazzarino perché io credo nella mia Mazzarino. Tu ho forti dubbi. Io continuerò a fare il cardiologo. E chi è dopo lavoro? Ma chi è dopo lavoro fare un sindaco? Un sindaco bisogna essere presente 24 su 24 ore. Perché il sindaco ogni momento c'è qualcuno che ci mette una mina sotto i piedi per farla esplodere in qualsiasi maniera, perché non deve andare avanti il sindaco, perché non deve portare nulla per la sua Mazzarino. Mazzarino deve morire, no, vivrà e andrà avanti. Anche senza copertura politica, basta crederci, avere quella grinta, quella giusta grinta che farà esplodere loro, non noi continueremo a vivere. E credetemi, io ci credo
perché vedete, se non difenderemo questo territorio a denti stretti, vogliono che diventa un dormitorio Mazzarino, come Riesi, come Buteri, vogliono farci, dobbiamo scomparire e per prima dobbiamo garantire il diritto alla salute e lo difenderemo. Poi l'altro giorno, vi ricordate, parlai di un cimitero, no? Un cimitero, l'ampliamento non sa da fare, tanti dice, ma sindaco dice, come lo amplierai? Qual è la zona? Facile, è di nostra proprietà ed è, sapete dove c'è la Madonnuzza? A sinistra, giusto? Tutta quell'area è di proprietà nostra, per cui non c'è problema. E appena sarò rieletto, la prima cosa che farò l'ampliamento del cimitero, dando dignità alla gente del ceto medio basso, perché non può acquistarsi più, non ha più diritto, ora come ora, perché non c'è più spazio, salvo per la casta, che si permettono pure di chiudere l'accesso alle corsie. Ma come non l'ho permesso io, l'ho trovato e questi qua che hanno creato questi loculi impedendo l'accesso, la gente a camminare sopra le tombe e picchiare nei loro morti, saranno torti. Indagherò come si deve per far sì che siano rispettati anche i morti, chiaro? Anche se qualcuno già ha cominciato a intimidirmi, a minacci, velati, non mi preoccupo, io fino a quando faccio qualcosa che dia dignità, onestà, rispetto alla mia comunità, non mi preoccuperò di questo. Poi, sapete che mi è successo in questi anni pure? Quando ho cominciato la differenziata, dice come ci potevo tagliare le gambe di questo sindaco per non fare più la differenziata. Facile. Io non finirò di ringraziare i miei operatori ecologici, soprattutto chi l'anno scorso, la cosiddetta delegazione trattanti, sapete cosa hanno fatto? Sti gente mischini, Travagliaro, sti operatori ecologici che garantiscono loro la raccolta della differenziata. Hanno fatto in modo subdolo, criminoso io direi, di fare slittare tutto a fine anno e alla fine gente dell'ambiente, operatori ecologici e anche del verde, alla fine avevano diritto a più di 8.000 euro, non gli è stato permesso nulla. Perché? A così si introduce contro un sindaco, non fare che raccolta differenziata e non fallisce. È un mezzo, all'improvviso si sfascia la frizione, 3 volte a settimana, 4 volte, da zona lasciano scoperta, chi tu si ammala, chi tu chiede, lì signori, non mi mettere di nuovo in riga, perché vedete, io non permetterò, perché la legge tra l'altro non lo permette, che si facciano delle illegalità. Come diceva prima chi mi ha preceduto, mi pare che Angelo l'ha detto, la meritocrazia sarà essenziale. Ma chi vuole, non so, perché vedete, colui il quale vuole male il sindaco, vuole male la comunità e io questo non lo permetterò. Continuerò ad amministrare come ho amministrato in questi 5 anni, insieme alla mia squadra, credendoci con onestà, legalità, senso del dovere, e cercare sempre di fare l'interesse dell'amministrazione, cioè della comunità. Poi qualche altro dice ma non parli mai di questi consiglieri che ti hanno lasciato, ne vanno dicendo tutti i colori, ne parlerò nel penultimo giorno, dando protagonismo a uno dei 6 consiglieri, perché è sulla bocca di tutti, dov'è, cosa fa, quale incarico ha avuto e cosa sta facendo. Per cui io mi limito a chiuderla qua questa sera per questo.
Mentre per tutte le altre cose, vedete, come ho detto l'altra sera, devo essere per forza ripetitivo perché su alcune cose sono importanti. Tutti, come ha detto benissimo Danilo, vengono qua a cercare di illudere i cittadini. Signori miei, la situazione, voi lo sapete perché io parlo con voi lo avete capito, la situazione è gravissima. È inutile che si dice questo sindaco non ha dato assistenza né qua né là, non ha garantito i servizi sociali. Non è vero, non è vero, non è vero, noi l'abbiamo garantito, noi abbiamo tra l'altro fatto uscire fuori, grazie anche al sindaco di Gela, di Niscema e di Butera, attraverso il distretto sociosanitario, abbiamo garantito agli anziani soprattutto l'assistenza agli anziani, abbiamo aperto uno sportello di intrusione sociale che è durato per 3 anni, dove veramente è incommiabile chi l'ha gestito, che ha reso tanti servizi alla nostra gente. Abbiamo realizzato dei progetti per i disabili, abbiamo realizzato anche un altro progetto di 3 anni per i minori, per famiglie che sono disagiate, che hanno gravi problemi. A Palazzo Alberti gli anziani della terza età rivivono, sono orgogliosi, c'è la sala di Palazzo Alberti, è sempre piena. L'anziano era stato rilegato, ora è lì, protagonista, sono presenti, si divertono, ballano, fanno dei progetti. E come non abbiamo fatto niente? E a me mi fa una domanda l'assistente sociale, e certo, il dente batte, come si dice? Dove la lingua è? Vabbè. Ora, cari signori, tante cose non si potranno più fare anche per il futuro, perché i soldi ne arrivano sempre meno. La Regione ancora non ha assegnato la prima trimestralità del 2014, siamo tutti a rischio, ve l'ho detto l'altro giorno, lo ripeto, 300 comuni siciliani su 390 sono a rischio di fallimento, 41 già sono falliti e non c'è Mazzarino tra questi. 163 questo mese non potranno pagare gli stipendi, ma di chi stiamo ragionando? Danilo ha detto bene, al giorno di uno, vendere, e come la vendi? Come li dai gratis i locali? Con un impegno assunto per 20 anni? Ma documentatevi prima, dice bene Danilo, Danilo mica vuole offendere chi ignora le cose, ma andatevi a documentare, andatevi a documentare, andatevi a documentare. Per cui io sono felice di come stiamo portando a conoscenza la nostra gente su quello che abbiamo fatto, i bei progetti che abbiamo realizzato, abbiamo la pista dell'isoccorso che si sta realizzando, abbiamo comunque ci abbiamo messo una pezza alla pista d'atletica, anzi sabato pomeriggio vi invito, finalmente si realizza un sogno del professore Giannone a cui va veramente il plauso di aver tolto tanti ragazzi dalla strada attraverso lo sport, e anch'io faccio un applauso, finalmente per lui, per noi si realizza un grande sogno. Sabato pomeriggio alle 15:30 inauguriamo la pista d'atletica, anche lì un mare di difficoltà, tanti bastoni fra le ruote, ho dovuto prendere tanti amici miei volontari per farla pulire, per farla sistemare, tuttora tanti impedimenti, nessuno ci fermerà, perché noi la pista d'atletica sarà inaugurata sabato e tu realizzerai le regionali dei cadetti e finalmente avremo la pista d'atletica fruibile ai mazzarnesi e a tutti i siciliani, perché una pista del genere non ce l'ha nessuno fino a Formia, provincia di Latina. Anche se viene qualcuno e mi dice: ma sta pista quanto costa? 2,6 milioni e ancora non l'avete completata? Duco, ancora non voglio mettere naso, perché ricordatevi che con 2,6 milioni, come dice mio nipote Salvatore Vincenti, il campione,
al nord con 2,6 milioni, piste atletiche complete se ne fanno 2. Qui non sono riusciti loro a realizzarne una. Io ci stiamo mettendo una pezza a sistemare tutte cose. Ho cercato anche un finanziamento, quanto ci volevano? 600.000 euro, vero? Abbiamo partecipato a un finanziamento per completare l'area di parcheggio e tutti i spogliatoi. Purtroppo il governo Renzi, giustamente, che deve stringere, ha requisito anche quei finanziamenti. Ma tenderemo altri finanziamenti, li tenderemo perché noi siamo comunque, come dice Tanino, 24 su 24 ore, anche di notte, alla ricerca dei finanziamenti europei, perché sono gli unici che ci salveranno, perché la regione è a mezzo lasciata peggio di noi, stanno tentando di prestarsi un miliardo di euro e non ce la fanno perché non hanno copertura, non hanno la copertura per giustificare un'entrata e poi giustificare 1 miliardo d'uscita, per cui ci sono gravi problemi, signori. Poi qualcuno diceva ora si interessano del cappellone Carmano, no? E noi abbiamo munnato ora, noi abbiamo già provveduto, abbiamo fatto il progetto, grazie alla sovrintendenza dei beni culturali, che ringrazio il sovrintendente Guzzanti, per 200.000 euro, però sia la sovrintendenza sia l'assessorato dei beni culturali hanno le casse vuote, per cui tenteremo in qualche modo di intercettare finanziamenti per coprire e andare a sistemare il nostro bellissimo cappellone Carmano, come viene chiamato. Concludo anche perché stasera mi tocca un orario un po' infelice, c'è anche la stanchezza, però la volontà a convincere la gente che il nostro progetto rispetto agli altri candidati è superiore, questo continuerò a dirlo con la forza, con l'orgoglio, con la motivazione di uno che ha sempre amato Mazzarino e continuerà a amarlo col cuore, con la mente e con le forze che gli stanno attorno. Ma moglie dice una cosa, dice parole sorde non ce le rimettere. Comunque, signori, concludo dando un appuntamento a domani sera alle 21, vero? Quando ne tocca? 21? 21:15, dove parleremo di altre cose, soprattutto da me. La gente vuole sapere, e del tuo campo, i lavori pubblici, cosa abbiamo realizzato, cosa è in corso d'opera e cosa c'è, perché vede un problema, tanti dicono ma che se, perché sapendo che non c'è nulla sopra, perché vogliono venire a governare? Il vecchio perché dietro le sembianze di Enzo Marino, che tra l'altro mischino o fare un cardiologo, faceteci fare un cardiologo che lo sa fare bene, andate a fare un ginecologo a me. Oramai ho compreso come funziona l'andazzo e vedrete che nei prossimi 5 anni, se mi rieleggerete, e sono certo che mi rieleggerete, garantirò prima di tutto che il comune non vada in dissesto, garantirò che la burocrazia sia al massimo trasparente, diversamente staranno con due piedi dentro una scarpa, le faccio stare, chiaro? A tutti. Senza esclusione, nessuno ci sarà coperto da quella sigla o da quell'altra sigla politica. Niente, concludo ringraziandovi per la pazienza che avete avuto e come sempre concludo, grazie e che Dio ci assista a tutti. A domani.